Ciao a tutti, sono Sabatina Napolitano. In questo video volevo parlare della regina di Saba. Ultimamente ho scritto poco, però mi sono appassionata alla storia del pop. Ho scoperto una rivista che si chiama Piegami, molto bella, e ho scritto dei racconti, ho letto molto. Allora, volevo parlare della regina di Saba, in particolare perché è da tempo, dall'ottobre del 2020, che mi dicevo che avrei parlato di questo libro di Pierpaolo Loffreda, che è un professore dell'Università di Urbino, che mi ha dato delle informazioni appunto per parlare della regina di Saba. Allora, molto brevemente dirò le informazioni principali che ho ricavato anche da questo volume che mi ha fatto leggere il professore. Che ringrazio. Il volume si chiama La regina di Saba e altri racconti etiopi. In linea generale non si sono avuti dei ritrovamenti reali che attestano la presenza della regina di Saba nella storia, ma possiamo dire con certezza che sia la Bibbia che il Corano che il Kebra Nagast, che sarebbe il libro della gloria, che è un libro sacro etiope, attestano appunto la presenza storica di una regina probabilmente nera, bellissima, dal nome sconosciuto. Molti la chiamano Makeda, alcuni, come uno storico, la fa risalire al tempo di Erodoto e quindi la chiama Nikaule, facendola risalire a Nitocri, e altri la chiamano Sulamita perché nel Cantico dei Cantici è appunto detta la Sulamita. In linea generale, quindi, le fonti che abbiamo certe di questa tradizione della regina di Saba sono la Bibbia, il Corano e il Kebra Nagast. La regina di Saba è quindi citata sia nel primo libro dei re e sia nel secondo libro delle cronache, così come nel Vangelo con Matteo 12 e Luca. Matteo 12 volevo proprio citare la parte del Vangelo dove si parla proprio di questa regina del sud, o anche detta regina di Saba. Logicamente io mi sono affidata alle ricerche del professore, perché il professore Loffreda è uno studioso anche di teoria dei mass media e di teoria del cinema. Mi sono scaricata anche il programma che lui segue all'università, ci sono degli esami basati su libri di Bertolucci, Pasolini, Manfredi, Monicelli, insomma, soprattutto per chi è amante del cinema, la concomitanza è importante. Ne sono state tratte anche dei film dalla leggenda della regina di Saba. Si fa riferimento quindi in Matteo 12 e Luca della regina di Saba, ne fa riferimento proprio Gesù, e dice più o meno così. Poi a dipesa delle varie traduzioni che si hanno nella Bibbia, se trovo la frase. Nel Cantico dei Cantici è solamente riportata un'espressione: negra io sono, così come molti fanno risalire la regina di Saba alle Madonne nere o anche a Iside, che è una progenitrice. In Matteo 12 la regina del sud si leverà a giudicare questa generazione e la condannerà, perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ecco, ora qui c'è più di Salomone.
O Luca 11, la regina del sud sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, ben più di Salomone c'è qui. In linea generale, quindi, nella Bibbia, soprattutto nei Vangeli, si fa riferimento a questa regina del regno di Saba, che non viene nominata, che prende e parte alla volta della ricerca di questo re, di un re saggissimo che si chiama Salomone, e sarebbe quindi, siccome il re di Israele, sarebbe quindi a Gerusalemme. Immaginiamoci questa regina con un corteo vasto, addirittura si parla di 2 tonnellate d'oro, che la regina avrebbe dato in dono 2 tonnellate d'oro al re. La regina sottopone il re a vari enigmi, varie domande per saggiare la sua saggezza. Dopodiché, per esempio, nel Corano c'è detto, non nel Corano, bensì nel Kebra Nagast, c'è spiegato che da Salomone e dalla regina di Saba sarebbero quindi si sarebbe data vita alla discendenza etiope con loro figlio Malenik I. Non voglio sbagliare la pronuncia e non voglio Menelik I, e non voglio sbagliarmi, perché in alcune zone ancora oggi dell'Etiopia ci sono dei monumenti, ci sono anche delle architetture che riprendono questo tipo di tradizione, perché il libro sacro etiope. Il libro sacro etiope che quindi fa risalire appunto la dinastia etiope dalla regina di Saba, però ad esempio nel Corano la tradizione è diversa, addirittura Salomone che si sposta per andare dalla regina di Saba. In ogni caso, quindi, in questo filone della leggenda, la regina di Saba prenderebbe il nome di Makeda. Il regno di Saba, Sheba, è un regno che probabilmente si fa risalire sia all'Etiopia, ma anche allo Yemen, quindi non parliamo solamente della penisola arabica, ma anche, non parliamo solo del Corno d'Africa, ma anche della penisola arabica. Nel libro che mi ha gentilmente fatto leggere il professor Pierpaolo Loffreda, scritto insieme al professore Bianchini e Chiaretti, si parla dal punto di vista anche antropologico del Corno d'Africa e delle popolazioni che vivono il Corno d'Africa, perché addirittura, insomma, molto poeticamente il professor Loffreda parla proprio delle origini dell'umanità che discenderebbero quindi da una scoperta etiope, perché appunto anche Luci, l'ominide ritrovato in Etiopia, è la prima testimonianza di umanità, appunto di umanoide, che appunto è stata ritrovata in Etiopia. In questo libro il professor Chiaretti spiega meglio anche l'origine mitologica di questa regina di Saba, che sarebbe anche una regina dai piedi caprini, e quindi o dai piedi d'oca. Quindi c'è una lunga tradizione che fa risalire la regina di Saba, come abbiamo detto prima, alle regine, alle Madonne nere, quindi alla stessa Iside. Con questo rimando agli approfondimenti che ne ho tratto, ho scritto anche una canzone, scriverò anche dei racconti, magari incrociando la regina di Saba a Nefertiti, non lo so, poi vedrò col tempo. Con questo vi saluto e vi auguro una buona serata, ciao.